Scatterà da domani l'obbligo dei pagamenti via POS per tutti i negozi e commercianti, ma in Veneto gli irriducibili sono quasi 4.000. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è mercoledì 29 giugno 2022. Io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno riguarda la nuova norma, ovvero il POS obbligatorio e le sanzioni per gli esercenti che non accettano i pagamenti con bancomat e carte di credito. In Veneto, come dicevo, si stima che gli irriducibili, cioè gli esercenti che ancora sono contrari all'utilizzo del POS, arrivino a sfiorare le 4.000 attività, una percentuale minima comunque se si sommano i 70.000 soci di Confcommercio, il 2% dei quali sono ancora senza POS, i 22.000 del settore benessere di Confartigianato, il 10% sono ancora senza POS, e i circa 20.000 di Confesercenti, praticamente tutti muniti di POS. Domani, il 30 giugno, scatta infatti la doppia sanzione per gli esercenti che non accettano i pagamenti elettronici. Vediamo la notizia sul Corriere del Veneto di oggi, in un articolo di Martina Zambon. Parrucchieri, ambulanti, lavasecco, farà Satispay e proteste. Le categorie però sono allineate, nessuno si oppone al futuro, ci mancherebbe, ma chiedono però un maggiore impegno del governo per ridurre i costi. Leggiamo infatti che dalle categorie arriva un sì al POS obbligatorio e anche alle sanzioni, ma resta il nodo commissioni. Vediamo cosa prevede la norma. Dal 30 giugno, cioè da domani, scatta la doppia sanzione per gli esercenti che non accettano i pagamenti con bancomat e carte di credito. Per negozianti e artigiani che rifiuteranno i pagamenti elettronici scatterà una sanzione di 30 euro maggiorata del 4% del valore dell'acquisto. L'obbligo sarebbe dovuto partire dal 1 gennaio 2023, ma le indicazioni del PNRR sulla riduzione del contante hanno fatto anticipare la nuova norma. Fra le categorie più restie all'uso dei pagamenti elettronici ci sono gli ambulanti, e quindi ambulanti in trincea, il titolo. Il Confcommercio stima che circa il 10% dei suoi associati, 1.000 attività, non si sia ancora attrezzato con un POS. Insomma, da domani scatta l'obbligo, avanti quindi con i pagamenti via POS, bancomat o carta di credito in tutte le attività commerciali e artigiane. C'è ancora chi si oppone al futuro, ma dovrà deporre le armi. Voltiamo pagina e parliamo sempre di futuro, un futuro dal quale però il Veneto e il Nord-Est restano esclusi. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi leggiamo infatti che il Nord-Est resta fuori dalla rete degli European Innovation Hubs. La decisione è l'esito ufficiale della valutazione della Commissione europea sui progetti ed è stato escluso il progetto Neural di SMACT. Cos'è SMACT? Il Competence Center del Nord-Est, fondato da 8 università del Triveneto, Padova, Verona, Ca' Foscari, IUAV, Trento, Bolzano, Udine e Sissa di Trieste, con anche 2 enti di ricerca, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la Fondazione Bruno Kessler, la Camera di Commercio di Padova e 29 aziende private, tra cui Brovedani Group, Carel Industries, Scorvallis, Danieli di Dialab, Electrolux Italia, eccetera. Non si conosce ancora la motivazione del no a Neural, il progetto presentato da SMACT, ma invece è stato anche allo stesso modo bocciato il progetto del Friuli Venezia Giulia. La mappa dell'Italia con gli European Digital Innovation Hub segnalati appunto sulla cartina è chiarissima. Attraversano tutta la penisola, ma in Veneto, in Trentino, in Friuli Venezia Giulia e, a dir la verità, anche in Lombardia non ce n'è nemmeno uno. Cosa sono gli European Digital Innovation Hub? Sono i nodi di una rete di innovazione europea che ha il compito di assicurare la transizione digitale dell'industria, con particolare attenzione alle PMI, attraverso l'adozione di tecnologie digitali, intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, sicurezza informatica.
L'obiettivo di questi poli digitali è dare impulso al trasferimento tecnologico e alla digitalizzazione, specie del settore manifatturiero. C'era un bando che aveva scadenza a febbraio 2022 con l'obiettivo di selezionare la rete iniziale di questi European Digital Innovation Hub con una certa attenzione alla territorialità. 240 milioni di euro come risorse a disposizione, 41 progetti presentati dall'Italia, 13 quelli che hanno superato la selezione e otterranno il finanziamento. Di questi, come abbiamo già detto, praticamente nessuno a nord e assolutamente nessuno a nord-est. Ci spostiamo ora sulle pagine del Gazzettino di oggi, dove troviamo una notizia relativa alla sanità veneta e in particolare al caso dei direttori generali delle ULSS in pensione che fino a pochi giorni fa, quando se lo sono autosospesi, prendevano anche uno stipendio appunto da direttori generali. E allora la notizia di oggi è contenuta in un articolo di Alda Vanzan. Leggiamo il titolo: i manager in pensione devono lavorare gratis. Veneto, parere del ministero mette nei guai 4 dirigenti che si sono autosospesi lo stipendio nel frattempo. Da contratto i DG delle ULSS dovevano comunicare di essere andati in quiescenza. La regione ha avviato accertamenti soltanto ora, dubbi sugli atti firmati in questi mesi. Nei giorni scorsi abbiamo visto che appunto i 4 dirigenti potenzialmente interessati, quelli quindi già in pensione ma che comunque continuano a svolgere il loro ruolo di direttori generali, hanno autosospeso lo stipendio in attesa appunto degli accertamenti, ma resta ancora il dubbio se in tutti questi mesi lo stipendio gli fosse dovuto oppure no, e insomma vedremo come andrà a finire questa vicenda. È comunque interessante il dato che 4 direttori generali sui 9 delle ULSS venete siano dei pensionati, che quindi fino ad oggi, fino a quando si sono autosospesi lo stipendio, hanno di fatto ricevuto una doppia retribuzione, la pensione da un lato, lo stipendio dall'altro. Ma anche è interessante il fatto che la scelta di Zaia di nominare appunto quasi la metà dei direttori generali delle 9 ULSS, pescandoli tra persone già in pensione, quindi già a fine carriera. Qualcuno si potrebbe chiedere se non ci fossero scelte più opportune e se ci fossero altri dirigenti validi e papabili per il ruolo all'interno della sanità pubblica del Veneto. Proseguiamo con la politica regionale. A Palazzo Ferrofini il Consiglio regionale vota all'unanimità per le comunità energetiche. Fino a poco tempo fa erano appannaggio di minoranze ambientaliste, ora, leggiamo sul Corriere del Veneto, diventano un asset su cui la regione intende scommettere. Quindi approvata all'unanimità una legge regionale che riconosce e promuove le comunità energetiche da fonti rinnovabili. Il testo è un lavoro di squadra tra maggioranza e minoranza, con frutto dell'abbinamento tra 3 progetti di legge, uno della giunta regionale, un altro proposto dai Verdi di Cristina Guarda e un terzo dal mondo civico di Arturo Lorenzoni, è la nostra Nel del Veneto che vogliamo, e Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. La legge approvata ieri finanzia anche le comunità energetiche, per ora con soltanto 250.000 euro l'anno per 2 anni e 100.000 per quest'anno. Ma di cosa si tratta? Della possibilità di gruppi di abitazioni private vicine o di un sito di produttivo accanto a delle abitazioni di mettere in comune l'energia prodotta con la finalità dell'autoconsumo. Questa legge contiene facilitazioni normative, ma anche si propone di sostenere le spese di avvio per i cittadini del Veneto interessati, ma anche la promozione delle comunità stesse. Qualcosa di veramente molto importante, quindi soprattutto in questo momento storico di crisi energetica, un'opportunità per i cittadini che decideranno di investire, mettersi in rete in piccole comunità appunto di autoconsumo o comunque di produzione di energia da fonti rinnovabili che viene utilizzata poi dagli aderenti alla comunità energetica stessa.
una nota di colore, in qualche modo comunque sempre connessa al tema dell'energia, da Palazzo Ferrofini. La consigliera regionale di Forza Italia Elisa Venturini ha chiesto al presidente del Consiglio regionale, il leghista Roberto Ciambetti, di limitare l'uso dell'aria condizionata a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio, chiedendo fasce orarie di stop e nessuna climatizzazione nell'atrio e nei corridoi. Insomma, una richiesta che si allinea ai desiderata e alle indicazioni di Mario Draghi, che aveva invitato a spegnere i condizionatori, chiedendo agli italiani se volessero la guerra oppure l'aria condizionata. Tempo di sacrifici quindi anche in regione, anche a Palazzo. Noi chiudiamo questa puntata di Sveglia Veneto con una serie di notizie flash. Intanto la politica, Lega, idea segreteria politica con Zaia, Salvini tenta di ricucire con il Veneto. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, sempre nella rubrica il dopo elezioni in regione, che prosegue, mi chiedo per quanti giorni ancora proseguirà. Comunque l'analisi, l'indagine sugli esiti e sugli strascichi dopo le elezioni amministrative e i ballottaggi. Lunedì vertice con i rappresentanti dell'ala riformista. Sulla batosta di Verona si accende un faro su Fontana. Prove di discontinuità, preoccupa l'orizzonte 2023 con i test Vicenza e Treviso. Il politologo Paolo Feltrin parla di una debacle del centrodestra, stare in due scarpe non premia. Questa è l'analisi del caso Verona, dove il centrosinistra è tornato ad essere maggioranza dopo 15 anni. Feltrin però non definisce un risultato storico quello di Verona. Il precedente in terra scaligera già c'era con l'amministrazione Zanotto, anch'essa nata da una divisione del fronte opposto. E questa è l'analisi del politologo Feltrin. C'è anche una forse più interessante intervista a Fabrizio Boron, leghista, che sposa l'appello dell'europarlamentare Tony Darè, l'appello rivolto al presidente della giunta regionale Luca Zaia di assumersi una responsabilità politica per invertire la rotta, e quindi dice il carroccio riparta dai presidenti di regione, e chiede a Zaia, il leader veneto, di scendere in campo. Chiunque qualsiasi livello è dov'è grazie a un partito. Ora quel partito è in difficoltà, bisogna intervenire, dice Boron. Se ognuno di noi vive la politica solo per se stesso è finita, bisogna lanciare un messaggio chiaro. E sostanzialmente in modo analogo, su una posizione del tutto simile, il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, che dice con il presidente Zaia la Lega avrebbe più credibilità. Quindi in qualche modo cominciano a farsi avanti una serie di esponenti del carroccio che chiedono a Zaia di avere un ruolo più politico all'interno appunto della Lega. Nel frattempo sono attese 5.000 persone ad Agordo per l'addio a Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica. Oggi il transito del feretro in centro al paese e la Camera Ardente aperta anche nella notte. Domani i funerali al Pala Luxottica. Ci sono naturalmente timori per il futuro, ma il patron disse si resta qui. Per le esequie è stata sospesa l'attività in tutte le sedi italiane ed è stato proclamato il lutto cittadino. Stop alla sagra del patrono, predisposti diretta streaming e un maxi piano viabilità con bus navetta che partono dai parcheggi. L'ultima notizia di oggi è una storia tragica, ma anche una storia di eroismo. Muore tra le onde a 82 anni, si era tuffato per salvare dei bambini. L'eroico gesto del veronese Bruno Padovani, il ricordo della figlia, le lacrime delle mamme dei piccoli che ringraziano. La figlia racconta che le mamme dei bambini salvati appunto da Bruno Padovani si sono avvicinate a lei tra le lacrime, le hanno chiesto scusa e le hanno detto grazie. Io non cerco colpevoli, dice la figlia, mio padre era così. È successo tutto lunedì sera alle 19, Padovani, veronese di Nogara, dove per mezzo secolo si è prodigato in politica, nel sociale e nella solidarietà. Non ha esitato un istante, si è tuffato in soccorso di quei bambini originari del
Marocco, non si è fermato neppure davanti alle bandiere rosse e alle onde alte. Era una settimana di vacanza al Lido Adriano nel Ravennate con la figlia Paola, che però ieri sera è tornata a Nogara senza di lui. Racconta sempre la figlia: c'erano 4 bambini che stavano annegando, gli ho detto papà fermati che chiamo rinforzi, ma lui si è tuffato all'istante, non ha minimamente pensato ai suoi 82 anni, lui era così, se c'era da aiutare qualcuno lo faceva con tutto se stesso. Sono stati momenti concitati, leggiamo sempre sul Corriere del Veneto, il servizio di salvataggio aveva staccato alle 18:30, mezz'ora prima. Il tempo di tornare a riva e i piccoli erano salvi, ma Padovani, forse per lo sforzo, forse per la tensione, era a terra e non ce l'ha fatta. La procura di Ravenna apre un'inchiesta senza ipotesi di reato. Oggi, come scrive Laura Tedesco sul Corriere del Veneto, Bruno Padovani è per tutti un eroe, a maggior ragione nella sua Nogara, dove tutti lo conoscono semplicemente come il compagno Bruno, in onore della sua storica militanza nel PC. Era stato anche assessore per il Partito Comunista Italiano a Nogara. Se c'è una definizione di eroe, questo è Bruno Padovani, ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.